secondi e già diverse occasioni da una parte e dall'altra. Buoni portieri fino a questo momento. Intanto c'è il tentativo di anticipo di Caio, ma sfumano i 10 secondi. Dunque Forte dei Marmi che perde il possesso della sfera a favore di un Trissino che è andato in pressing altissimo e non ha consentito di rilanciare subito l'azione agli uomini di Orlandi. Dicevamo gara importante per il Forte dei Marmi che in caso di vittoria andrebbe ad appaiare il Trissino, ma soprattutto sbloccherebbe la classifica. Siamo, è vero, alla seconda giornata, ma è una squadra, quella rossoblu, ormai abituata da anni a giocare su alti numeri in classifica. Intanto è Casas, soffia sfera, ci prova e la stecca di Felice di Casas non perdona. Grandissima rete di Casas, soffia sfera a centropista, rivediamo, eccolo qua, forse c'era un tocco di mano a terra ma non sono riuscito, dovremmo rivederla, ma vediamo intanto l'azione. Beh, un alza e schiaccia mostruoso. Giulio, gran gol veramente, sì, Casas è stato molto bravo. Ecco, sono occasioni queste qui che vanno sfruttate in una partita come questa, perché se non sfruttate sono errori che poi possono pesare molto, anche se, ripeto, si parla di due squadre che, come abbiamo visto, creano tantissimo, però insomma un 1 contro 1 un giocatore come Casas di solito non lo sbaglia e non ha fatto eccezione in questo caso. Intanto vediamo che è il Trissino che adesso torna in avanti, ovviamente. Caio in possesso di sfera, finta il tiro, cerca un compagno, lo trova in Malagoli che gli ritorna a sfera. Sono passati 5 minuti nel corso del primo tempo, sblocca il Forte Marmi 1-0, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco su deviazione rossoblu. La punizione in favore del Trissino. Vediamo che l'arbitro, ricordo signor Brambilla e signor Hyde, sono gli arbitri della serata. Battuta in questo momento Caio Oliveira, la sfera ancora intercettata da un rossoblu su errore di Caio. Dunque il Forte Marmi adesso deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, la sfera è per Motaran, chiusa all'angolo dall'avversario, 2 su di lui, sfera all'indietro, Rubio, possesso di pallina, percussione di Rubio, si accentra, cede a Motaran che si allarga, poi per Ambrosio, dall'altra parte Casas, ancora 20 secondi utili per il rossoblu, al centro per Ambrosio, però c'è Pinto che intercetta e riporta avanti sfera. La sfera poi rimane lì, ancora Casas, questa volta non riesce a superare Català, si lamenta con l'arbitro fa accenno che è stata toccata la sfera, rivediamo l'azione. E beh, insomma, l'arbitro era sicuramente posizionato meglio di noi, qualche dubbio rimane, soprattutto nell'idea di Casas. Sì, dunque time out chiesto dal Trissino, infatti Resende ha subito chiesto il time out perché insomma ha lasciato 2 volte l'uomo solo per una sbavatura difensiva. Del resto Resende l'aveva detto anche nell'intervista, siamo circa al 60% e è chiaro che una squadra completamente nuova o quasi come questa, sono rimaste poche persone, uno è il portiere, gli altri sono Faccin e Malagoli se non vado errato, e poi il secondo portiere Zeno oltre a Català, però il resto è quasi tutta una Garzia, anche è quasi tutto nuovo e quindi ci vuole del tempo, anche perché poi un tipo di gioco portoghese è fatto in velocità, ma i meccanismi devono essere perfetti e lo abbiamo visto in questo inizio di partita. Il Forte dei Marmi è stato bravo a rubare per 2 volte la pallina, vediamo, una volta ha fatto centro, una volta c'è stata questa azione, però insomma è una partita molto molto interessante con un Forte dei Marmi che per il momento sta veramente comportandosi molto bene considerato il valore dell'avversario. Decisamente importante. Dunque 1-0 per il Forte dei Marmi, il gol di Casas l'abbiamo rivisto negli highlight, nel reality, scusate, e il gol di Casas, dicevo, al 5° minuto, un fallo di solo di squadra al momento in questi primi 5 minuti a carico del Trissino, e questo la dice lunga su quello che stanno facendo le squadre, pensano a giocare, pensano a superarsi, al momento non è ancora tempo dei tatticismi. Intanto vediamo che le formazioni sono invariate da una parte e dall'altra. C'è adesso Malagoli in possesso di sfera, ha attaccato molto bene la Casas, indiavolato, se ne va, supera la seconda avversaria, appoggia per Motaran,
la sfera rimbalza malamente, ma Motaran cerca comunque di indirizzarla, ma senza eccessivo pericolo per Català. Adesso il Trissino prova una buona azione di attacco, torna comunque la manovra, si difende la GDS Impianti, Caio in possesso di pallina, si ferma, finisce a terra Motaran, l'arbitro dice che c'è fallo, secondo fallo fischiato, anche questo a carico del Trissino. Torna avanti Ambrosio attaccato, spintonato, riesce a superare l'avversario, serve Casas, da questi a Motaran, si allarga Motaran, il missile di Motaran, poi ancora Català 2 volte, prima su Motaran e poi su Ambrosio. Grandissimo Català, risponde benissimo ai pericoli portati dai rossoblù. Dunque fermo il risultato 1-0 GDS Impianti, ma ancora un pericolo per la squadra del Trissino, ancora lui, e questa volta è bravissimo Català a fermarsi, a fermare il folletto Casas, Forte Armi che manovra. In questi ultimi minuti Forte Armi decisamente pericoloso davanti a Català. Català ha mantenuto, com'è suo lavoro ovviamente, il risultato, ma adesso vediamo che il Trissino torna avanti con Caio, si allarga il tiro di Caio, la parata ancora una volta del portiere Ignata. Poi Caio e Motaran lottano, la sfera è per Gavioli, per Caio, la dà in profondità, l'anticipa ancora di Casas, Motaran la recupera, va in avanti Motaran, missile, in realtà era un passaggio per Ambrosio, ha attaccato, il fallo dice l'arbitro di Ambrosio, dunque lo score dei falli sale a 1 per quanto riguarda il rossoblù. Giulio, mi pare negli ultimi minuti il Forte dei Marmi abbia impensierito decisamente molto l'avversario. Sì, questo è un Motaran veramente su alti livelli, che oltretutto con le sue conclusioni riesce a poi liberare i compagni per l'eventuale ribattuta. È un Català veramente monumentale in alcune circostanze, del resto come diceva giustamente Fabrizio è il suo lavoro, ma lo sta facendo al meglio. È un Trissino che dopo aver iniziato fortissimo adesso trova difficoltà, anche se chiaramente ha giocatori che in qualunque momento il gol lo possono inventare, però ha concesso meno il Forte dei Marmi negli ultimi minuti, vedremo. Beh, sicuramente è una gara ancora lunghissima, ovviamente 1-0, 0-0, 2-0, nulla cambia, le loghi su pista ne abbiamo viste di tutti i colori, ma è un Forte dei Marmi decisamente convincente. Adesso è Ambrosio che prova fra 3 avversari e intanto il primo cambio è arrivato nelle file del Trissino, è entrato Faccin per Caio, dunque i due opposti, fuori l'esperienza e dentro la vivacità e la giovinezza di Faccin. Tutti danno Faccin come giocatore del futuro, in realtà è fatto e finito, il ragazzo è molto bravo, il giocatore mi piace tantissimo. Ancora Faccin dietro la porta avversaria, attaccato, poi la scarica all'indietro, si prova dalla lunga distanza il Trissino, niente da fare, la sfera recuperata da Rubio, c'è il pressing altissimo, Motaran deve uscire dalla zona buia, lo deve fare adesso, si prova e ci riesce Rubio, se ne va Rubio in fascia destra, attaccato, poi fermata la sponda, Rubio ancora in possesso di pallina fra 2 avversari, riesce a servire Casas, il tiro, tentativo di deviazione di Ambrosio, poi finiscono a terra Ambrosio e, se non vado errato, Scuccato con il numero 58, subentrato. Intanto un nuovo cambio, entra anche Garzia a cedergli il posto è Gavioli. Scuccato porta sfera per i suoi, per Pinto, Faccin e Garzia. Ancora Pinto in possesso di sfera, Forte dei Marmi che ancora non ha effettuato cambi, la sfera è recuperata da Rubio che la rilancia in profondità per il tentativo, poi il miracolo difensivo di Garzia impedisce la battuta di prima intenzione a Ambrosio, ma ancora un'occasionissima rossoblù, la sfera rimbalza su Motaran ma Pinto è il più veloce di tutti a recuperarla.
ancora lui per Scuccato, dall'altra parte Faccin, in profondità Garzia, Emanuele Garzia per Pinto, Garzia ancora in fascia destra al centro, tentativo di Pinto di prima attenzione, è però fuori dallo specchio della porta. Adesso è Scuccato che ci prova dalla lunga distanza, il tentativo di deviazione che non riesce, ma è il Trissino che ci prova ripetutamente. Rubio cerca di mettere ordine, recupera Sfera, passa dietro la porta di Ignata, a ricordo 10 secondi, poi la scarica per Ambrosio, il pressing altissimo, Fortearmi che non riesce a disimpegnarsi veloce come vorrebbe, ma comunque mantiene il possesso della Sfera quando mancano 24 secondi alla fine della possibilità del tiro. Ancora Ambrosio in possesso di pallina, si ferma, serve Rubio, Rubio deve uscire dall'antigioco, lo fa in questo momento, al centro, succede di tutto in area di rigore, l'arbitro dice che è tutto regolare, Sfera che rimane lì, la tocca il portiere, si riparte il conteggio, è un Forte dei Marmi arrembante in questo momento, con un Trissino che però fa una difesa altissima, ma fatta decisamente molto bene. Adesso sono due uomini a trattenere Casas, che ha fatto vedere che quando se ne va in contropiede riesce a soffiare Sfera, è pericolosissimo e viene curato in maniera particolare. Dunque 12:56, metà esatta del primo tempo. Giulio, parere tuo? Sì, dunque il Trissino ha già cambiato 3 uomini di movimento, il Fortearmi ha inserito da poco Giovannetti, anche perché è chiaro che bisogna, giocando a questi ritmi bisogna alternare gli uomini. Giovannetti ha già fatto vedere anche in precampionato, ma a Sarzana, di disimpegnarsi più che bene. Certo che non poter contare su 2 giocatori come Burgai e Maremmani alla lunga può avere delle conseguenze, perché il Trissino sta mantenendo il ritmo alto, secondo me anche per quello che sta ruotando velocemente. Ancora un cambio per la formazione veneta, è chiaro che cercherà proprio di prendere per stanchezza, no? E quindi il Fortearmi, come diceva anche Orlando inizio partita, dovrà gestire diversamente i tempi e quindi anche il proprio gioco offensivo. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo il Trissino con Scuccato, cerca di andarsene ma è molto bravo Ambrosio a fermarlo, va in avanti Ambrosio, il tiro di Ambrosio fermato, poi ci prova di prima attenzione Giovannetti che non si fa pregare, finisce a terra il Casas ma senza nessun fallo. Poi la Sfera, parata da Ignata, rimbalza lontana, Faccin è il più veloce a recuperarla, la serve per Scuccato, da questi a Faccin ancora, il numero 5 dietro porta per il fallo di Ignata che con la stecca esce dall'area di competenza. Ignata adesso richiama l'arbitro, la Sfera è fuori, scusate, la porta è fuori dalla posizione spintonata nell'azione di poc'anzi. Intanto è anche Català, chiede di poter pulire il casco, ovviamente il tutto viene concesso. 11:52 alla fine del primo tempo, 1-0 risultato, 3 falli Trissino, 2 Forte dei Marmi, in una partita con rovesciamenti veloci, ma con mi pare di poter dire il Forte dei Marmi forse è stato un po' più attivo sotto porta. Català ha avuto qualche lavoro in più da fare, Giulio. Sì, diciamo che il Forte dei Marmi fino a questo punto mi pare che meriti il vantaggio, anche se il Trissino è sempre lì pronto. Però ecco, mi è piaciuta molto la fase difensiva, che per una squadra che ha un po' il baricentro alto come il Forte dei Marmi, cioè una squadra che normalmente pensa più a attaccare che a difendere, mi pare che abbia preparato molto bene questa partita in emergenza per ovvie ragioni. Sicuramente se Forte fosse stata al completo avremmo visto un altro tipo di gioco, però mi pare che per il momento, considerato anche il valore dei giocatori che si trova di fronte, la difesa del Forte dei Marmi stia reggendo bene, e soprattutto ora adesso è fuori, ma Motaran finché è stato in pista non ha soltanto difeso ma ha fatto vedere anche delle cose ottime in avanti, tant'è che in un paio di occasioni i suoi tiri hanno portato a deviazioni. Comunque si riparte Con il Trissino che va a manovrare, Scuccato in possesso di pallina, scivola ma riesce comunque a servire Faccin incrocia con Garzia, attaccato da Ambrosio, poi viene steso da Ambrosio, l'arbitro decide per il fallo di squadra. Era decisamente forse qualcosa in più, si lamenta Ambrosio e penso ne abbia anche ragione, ma l'arbitro non ha visto la trattenuta.
è il Trissino che torna in avanti, attenzione, scuccato il tiro, la deviazione, sfera che schizza lontana, la recupera Faccin, la serve a Garzia, da questi a Caio ancora, all'indietro per Faccin, Caio, Faccin ancora, e ancora Caio in possesso di sfera, si ferma per scuccato, per Caio, attaccato, Giovannetti lo tiene fermo là, la sfera gira dall'altra parte, scuccato, si ferma, cerchio di centropista, Faccin, il tiro, tentativo di deviazione, ma il primo a metterci la stecca è stato Ambrosio e la spara in tribuna, una tribuna che è decisamente triste, con 140 persone sedute sugli spalti, ma del resto questo è quello che ci è dato di avere e questo è quello che noi abbiamo. Caio in possesso di sfera dall'altra parte, scuccata ancora, attaccato e scuccato, c'è però il fischio dell'arbitro, scadono i 45 secondi, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, Giovannetti per Rubio, dall'altra parte per Martí Casas, autore della rete, ancora Ambrosio per Rubio, Xavi Rubio, Ambrosio deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, aspetta il piazzamento dei compagni, poi trova Rubio che gira comunque per linee esterne, percussione adesso in fascia destra di Rubio, la mette al centro, ma non c'è la deviazione per un soffio, siamo dall'altra parte ed è ancora il Trissino che ci prova, poi c'è la stecca di Casas che dice l'arbitro aggancia l'avversario, dunque cartellino blu per Casas e conseguente tiro diretto. Rivediamo l'azione, il tiro rimbalza la sfera, il tocco c'è stato, il regolamento parla chiaro, ci auguriamo che questo sia il metro di misura da adottare e vediamo che è Scuccato che si incarica del tiro diretto, dunque Scuccato contro Gnata quando sono passati 15 primi del primo tempo. Dunque la possibilità per Scuccato di tirare il rigore, tutto pronto, il tiro, la parata di Riccardo Gnata, ma ancora Scuccato in possesso di sfera e ancora Gnata gli dice di no. Adesso il Forte dei Marmi ha questi 2 minuti di inferiorità numerica, Ambrosio cerca di andarsene, il fallo su Ambrosio, la battuta, attenzione, c'è il fischio dell'arbitro del richiamo verbale a Orlandi. Rivediamo intanto il tiro parato, poi Scuccato cerca l'alza e schiaccia, ma è molto bravo ancora e c'è il richiamo verbale ad Orlandi che probabilmente ha detto qualche parola di troppo. Sappiamo che il pathos, Giulio, grande Gnata in questa occasione. Sì, è stato veramente bravo perché ora il Forte deve difendersi in questo minuto e 46 secondi ancora rimasti di inferiorità numerica. È chiaro che il Trissino è ancora più pericoloso adesso, vediamo come riuscirà perché, ripeto, fino ad ora il Forte dei Marmi ha fatto veramente ottime cose in difesa. Vediamo quello che è adesso l'idea del Trissino, intanto ci prova Caio da fuori, ma dritto per dritto gli rimbalza a sfera Riccardo Gnata, ancora Caio per Scuccato, Faccin, Scuccato e ancora lui in possesso di pallina, Scuccato ancora per Faccin, è troppo largo, è costretto a riprendere posizione, attenzione Caio, Faccin, il tiro gli dice di no il nostro Riccardo Gnata, la sfera riconquistata da Ambrosio, cerca di darla lunga ma non gli riesce, attenzione il tiro di prima, attenzione di Faccin e ancora Riccardo Gnata che va a spiegare a tutta Italia cosa vuol dire essere portiere della nazionale. Sul tiro di prima, attenzione, la spara fuori, Forte dei Marmi che deve difendersi ancora per 50 secondi di inferiorità numerica, è il Trissino che manovra,
Caio in possesso di sfera, la serve a Garzia, ancora per Caio per Stuccato, per Caio ancora, il tentativo di Caio, niente da fare, la sfera recuperata da Ambrosio, poi c'è il terzo appoggio per Caio, il fallo della punizione, Caio che allunga la stecca e va a toccare Ambrosio a gioco fermo, si lamenta tutta la panchina rosso-blu. Il fallo di squadra ci stava. Il fallo di squadra ci stava, vediamo adesso che continuano le lamentele da parte della panchina. Ricordo che Orlando è già stato richiamato, lasciamo che a lamentarsi siano gli altri. Intanto vediamo l'arbitro che fa cenno che non vuole più screzi fra i due. Caio e Ambrosio si sono già pizzicati in un paio di occasioni da una parte e dall'altra, e speriamo che insomma possa girare. Chiesta la distanza, si attende il fischio dell'arbitro, i 3 metri da rispettare, la sfera data in profondità, ma attenzione che rimane lì, la recupera il Trissino, riposta su Garzia ancora, Caio, Stuccato ancora, poi il grande anticipo di Ambrosio che se ne va Ambrosio, cerca di servire Giovannetti che però è stato rimontato da Faccin e dunque può tornare in avanti. Fuma il power play, dunque il Forte dei Marmi se l'è giocata, attenzione Giovannetti da solo tra 2 avversari, difende la sfera, poi cerca di servire Ambrosio, non gli riesce, ancora Faccin che cade, forse il tocco di Ambrosio che stavolta c'era stato, a centro la caduta Faccin, ma sicuramente i due erano venuti a contatto. Dunque Giulio, Forte dei Marmi che riesce a superare l'inferiorità numerica che mi sento di dire il Trissino non ha giocato alla velocità giusta. No, assolutamente non ha giocato alla velocità giusta, per fra l'altro avendo gli uomini che ha, quindi indubbiamente è probabilmente proprio il fatto che ancora questi giocatori devono trovarsi al meglio. Tra l'altro ho notato che intanto una palla al centro, Giovannetti e poi Casas, niente di fatto, Giovannetti in area. Dicevo, ho notato che Resende tende a mettere un uomo fisso in area, prima è stato Faccin, poi Garzia, ed adesso un altro tiro di Motaram mi pare. No, era Giovannetti anche l'altra volta, la seconda volta, ok. Intanto recupera ancora sfera il Forte dei Marmi con Rubio che è andato il Forte dei Marmi alla conclusione per 2 volte consecutive, ricordo Motaran, Rubio, Casas e Giovannetti in pista per il rosso-blu, Garzia, Caio, Faccin e Stuccato per la formazione veneta del Trissino. La sfera per Giovannetti, un soffio troppo lunga, allunga il guantone il portiere che poi va a lamentarsi. Intanto nuovamente un cambio, esce Stuccato, torna in pista Pinto, attenzione, la secca di Gnata è oltre la misura regolare, c'è la punizione in favore del Trissino, il time out chiesto dal Forte dei Marmi. Intanto vediamo che è Burgaia che si avvicina al proprio allenatore insieme ovviamente a tutta la squadra, ed è rientrato, se non vado errato, il numero 5 Ambrosio per Giovannetti che ha dato un contributo, Giulio, decisamente importante. Sì, ma Giovannetti è un giocatore molto proficuo perché non solo gioca dietro ma sta facendo anche ma non solo stasera, delle ottime cose avanti, e soprattutto insomma ormai ha praticamente acquisito, con i minuti acquisiti giocati lo scorso anno, una sicurezza che è indispensabile insomma per un campionato, una stagione che, se tutto andrà bene, sarà piuttosto lunga, speriamo. Intanto c'è da dire che ci sono giocatori, vedi Giovannetti, vedi lo stesso Faccin, che qualcuno considera giocatori insomma in prospettiva, ma che in realtà danno un contributo essenziale alle proprie squadre. Abbiamo visto Giovannetti in un paio di occasioni, ma l'avevamo già visto anche a Sarzana fare dell'ottimo gioco, perciò sono giocatori a tutti gli effetti che fanno parte della rosa e non sono rincalzi tra virgolette come qualcuno vorrebbe pensare in attesa dello sbocciare non si sa bene cosa. Lo stesso si potrebbe dire di Faccin,
e di altri giovani che vanno a calcare, Greco per fare un esempio che adesso è nel Lodi, ma molti altri che hanno già accumulato grande esperienza al Serie 1, grande esperienza nelle nazionali giovanili, perciò giocatori che possono serenamente stare in pista senza nessun timore reverenziale nei confronti dei grandi che al momento vanno per la maggiore. Intanto si riparte a giocare con Pinto, Caio, Garzia e Faccin. A sfera al centro e questa volta la sfera parata, lagnata veramente a del miracoloso. Attenzione, contropiede del Trissino dopo l'occasione di Motaran, il tentativo di filtrante al centro non riesce, la sfera è comunque ancora per Garzia che la cede, però è Rubio che la porta via. Rubio ancora, Rubio si ferma, aspetta il passamento dei compagni, poi serve Motaran, missile di Motaran murato, Faccin ne approfitta per andarsene, va al tiro accompagnato, ma lì c'è Rubio che gli dice di no e rimposta l'azione per Motaran, il capitano allarga per Casas. Casas deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento. Motaran non ha ancora trovato la mattonella giusta per il missile da fuori, c'è riuscito nel corso dell'inizio gara. Attenzione, sfera recuperata da Garzia, Garzia per Caio, per Garzia, per il tentativo di Faccin, la grande tiro di più, attenzione, grande risposta di Ignata con il casco a chiudere l'angolino, poi sbaglia tutto il Forte dei Marmi. Attenzione in avanti, murata ancora un tiro di Pinto, poi il tentativo di deviazione di Garzia non riesce, la sfera dall'altra parte per Rubio, al centro per Casas, attaccato, non c'è nessuno ad aiutarlo, era troppo veloce per tutti quell'azione e dunque Forte dei Marmi che deve tornare a difendersi. 4:34, le due squadre che in qualche occasione fanno errori che hanno dell'incredibile per gente con questa esperienza. Intanto entra Malagoli a fargli spazio, è Garzia che si è speso moltissimo. Attenzione, Faccin pressato da Motaran, si lotta all'angolo, la sfera è ancora del Trissino, schizza lontana, Malagoli era riconquista per i suoi. 4 minuti alla fine, paga ancora il gol al quinto minuto di Martí Potter Casas. 3:57 adesso alla fine, con Casas che la dà all'indietro, troppo lunga per tutti, cerca di impossessarsene, ci riesce Malagoli, adesso all'angolo si lotta alla meglio Ambrosio, esce con la stecca con la sfera sulla propria stecca, gira per Rubio, Rubio ancora per Rubio, 3:30 alla fine, ancora Ambrosio per Rubio, Rubio lo appoggia, Ambrosio ancora, Ambrosio che si allarga, attaccato, resiste alla carica, poi va dietro porta e in questo caso finisce a terra Ambrosio e l'arbitro assegna il fallo di squadra numero 6. Ma tutto sommato non mi sembrava un fallo diverso da quello che ci è costato un rigore. Comunque l'arbitro era sicuramente posizionato meglio di noi. Giulio, un time out chiesto dal Forte Marmi, intanto abbiamo rivisto la parata di Ignata eccezionale, veramente riesce a chiudere, eccolo qua. Sarebbe stato un autorete di Ambrosio, involontario ovviamente, sì. Nulla, mi pare che in questi ultimi minuti le due squadre, ma anche il Trissino, siano un po' meno precise, forse manca un po' di lucidità perché i ritmi sono molto elevati e chiaramente per il Forte dei Marmi è anche più legittimo, diciamo così, no? Perché avendo meno cambi di esperienza è chiaro che deve stare più attento e dosare le forze. Ha avuto un paio di minuti difficili il Forte dei Marmi, poi forse prima ancora che arrivasse il time out si era già ripreso. Orlandi aveva chiesto il time out probabilmente perché aveva visto che c'era qualche sbavatura, qualche ripartenza che prima il Forte dei Marmi aveva sfruttato, invece ora aveva concesso al Trissino. Comunque manca ancora 3 minuti e 12 alla fine del primo tempo. Bene, intanto il Forte dei Marmi che manovra, ricordo 1-0 il risultato per la GDS Impianti. Attenzione adesso che c'è il tracollo in area del portiere, si sposta la porta, viene fermato il gioco
ovviamente nell'azione è andato Ambrosio addosso a Català e da questi alla porta, dunque niente da fare, mancano 3 minuti, il risultato ricordo 1-0. Da segnalare il rigore tirato da Scuccato al 15esimo, ma parato dal portiere Riccardo Gnata, poi grandi parate da una parte e dall'altra. 6 falli per a carico del Trissino, a quota 2 il Forte dei Marmi, e anche questo saranno numeri che diventeranno importanti nel proseguo della gara. Intanto è Gavioli, attaccato Gavioli, alla meglio il Forte dei Marmi, poi finisce a terra e l'arbitro vede il cartellino blu per Gavioli. Dunque blu per Gavioli, e rivediamo l'azione. Attaccato e alza la gamba, l'arbitro giudica volontariamente, ma del resto gli agganci non serve volontarietà. Di fatto il blu a Gavioli quando mancano 2 primi e 50, consente a Casas di andare a battere la punizione di prima, che in caso di trasformazione porterebbe il Forte dei Marmi sul doppio vantaggio, e non sarebbe chiaramente scritto niente, ma sarebbe sicuramente a livello psicologico un vantaggio ulteriore per i ragazzi di Orlandi. Tutto pronto, 2 specialisti, Martí Casas e Adrià Català. Si prova e non ci riesce questa volta Casas, la alza troppo, e adesso vediamo questa superiorità come se la gioca il Forte dei Marmi. Abbiamo detto che il Trissino non è riuscito a sfruttarla al meglio, aveva fatto tutto bene se non nell'ultimo tocco il nostro Martí Casas, ma non mi pare una manovra velocissima neanche questa da parte del Forte dei Marmi. Intanto la sfera rimane lì, non c'è la possibilità della ribattuta, è Scuccato in possesso di pallina, la va lunghissima, attenzione, poi Malagoli cerca un alza e schiaccia ma non trova la sfera, la recupera Rubio. Bisogna fare molta attenzione quando manca un primo e 20, Forte dei Marmi con Rubio, possesso di pallina per lui, per Ambrosio, controllo difettato, poi ci prova ancora Casas, l'arbitro dice che c'è l'ingaggio, è stato il tiro di Casas e poi il conseguente tentativo di ribattuta un po' sporca. L'arbitro opta per l'ingaggio, anche se forse c'erano gli estremi per una punizione a favore dei veneti. Comunque di fatto non cambia il risultato quando manca un primo e 55, il Forte dei Marmi ancora 1,06 di superiorità numerica. Forte dei Marmi e Trissino dunque che devono giocare questi ultimi 2 minuti scarsi con un minuto a favore della superiorità rosso-blu. Vediamo che non cambiano i quintetti, dunque Forte dei Marmi ancora con Ambrosio, Casas, Rubio e Motaran, Malagoli, Faccin e Scuccato per la formazione di Resende. La sfera è per il Forte dei Marmi, ancora per Ambrosio per Motaran, per Ambrosio ancora, non riesce a liberarsi al filo di prima attenzione il Forte dei Marmi. Adesso il tentativo di Ambrosio filtrante per Casas che non riesce, adesso Casas entra in area, ci prova sul primo palo, niente da fare, molto bravo Català a fermarlo. Scuccato in possesso di pallina, ma è Casas per Ambrosio, poi la sfera rimbalza malignamente, ci prova Ambrosio ma non riesce ad alzarla a quello che serviva. Ancora 25 secondi di superiorità, Forte dei Marmi vicino al tiro, attenzione ancora Casas, Rubio, Casas ancora, finta al tiro, si ferma, poggia per Ambrosio, tentativo di Ambrosio smorzato, ci prova adesso, niente da fare quando mancano 50 secondi, è Faccin che fa la conclusione, niente da fare, sfuma la superiorità numerica, poi il tiro, rimbalzo sulla sponda, è maligno, 36 secondi, Forte dei Marmi che può portarla in fondo, vediamo se sarà questa l'idea dei ragazzi rossoblù guidati da Alberto Orlandi.
ancora Rubio, 23 secondi, intanto c'è un contatto a centropista, la sfera lunga per Casas, ma è molto bravo Pinto a portarla via, mancano 7 secondi, Pinto ancora cerca il 50 al centro, niente da fare, 2-1, Casas al tiro, bravo Català a fermare ancora una volta. Dunque finisce il primo tempo sul risultato di 1-0, paga il gol di Casas al quinto minuto, 6 falli per il Trissino, 2 per il rosso-blu, e le ultime parole di questo importante primo tempo le lascio a Giulio Arnolieri. Ma un bel primo tempo, anche se le squadre nella seconda fase hanno un pochino avuto una flessione più che altro fisica. Un Forte Marmi che ha avuto il merito di fare l'unico gol visto finora, un errore per parte sui tiri piazzati e 2 superiorità, una per parte anche quelle non sfruttate, però una bella partita al di là di tutto, in cui si è visto per ora del bell'hockey, e il che non è poco visto che siamo solo alla seconda giornata e, come diceva Resende all'inizio della partita, le squadre sono reduci da un lunghissimo stop che tutti conosciamo e che speriamo non si ripeta. Grazie. Bene, dunque torniamo e vediamo gli highlight di quella che è stato il primo tempo. Ricordo il gol di Casas è quello che paga in questo intervallo, al momento una rete con sfera rubata a centropista, portata in avanti e poi realizzata. Sono state diverse le occasioni per Casas in questo modo. Ricordo Forte Marmi che deve fare a meno di Burgaia e di Maremani. Per la verità Burgaia è nei 10 in panchina, ma difficilmente, se questo è l'andazzo. Intanto vediamo ancora una buona occasione. Dunque 1-0 dicevamo, dobbiamo aspettare il tempo per poter ripartire con il secondo tempo. Da parte di Fabrizio Ercolini per il momento è tutto, vi lascio alle immagini e ci sentiamo per il secondo tempo. Terra il Casas, ma senza nessun faccia essere lui, la mette al centro, ma non c'è la deviazione per un soffio. Siamo dall'altra parte ed è ancora rigore, tutto pronto, il tiro, la parata di Riccardo Agnata, ma ancora scuccato in possesso. Ha fatto veramente ottime cose in difesa. Vediamo quello che è adesso l'idea del Faccin, troppo largo, è costretto a riprendere posizione. Attenzione Caio, Faccin, il tiro, gli dice Riccardo Agnata, la sfera riconquistata da Ambrosio, cerca di darla lunga ma non gli riesce. Attenzione, il tiro di prima, attenzione, ancora per Caio per Stuccato, per Caio ancora, il tentativo di Caio. Ancora questi giocatori devono trovarsi al meglio. Tra l'altro ho notato che intanto una palla al centro, ho notato che Resende tende a mettere un uomo fisso in area, prima è stato Faccin, poi Garzia, e adesso un altro. Faccin è Stuccato per la formazione veneta del Trissino. La sfera per Giovannetti, Caio, Garzia e Faccin, a sfera al centro e questa volta Caio, Garzia e Faccin, a sfera al centro e questa volta inizio gara. Attenzione, sfera recuperata da Garzia, Garzia per Caio, per Garzia, per il tentativo, il proseguo della gara. Intanto è Gavioli, attaccato Gavioli, alla meglio il Forte Marmi, poi il proseguo della gara. Intanto è Gavioli, attaccato Gavioli, alla meglio il Forte Marmi, poi Martì Casas e Adrià Català, si prova e non ci riesce questa volta Casas, la bravo Català a fermarlo. Scuccato in possesso di pallina, ma è Casas per Ambrosio, poi lasciato, si prova adesso, niente da fare quando mancano 50 secondi, è Faccin che va alla cerca il 50 al centro, niente da fare, 2-1, Casas al tiro. Forte che torna avanti, Casas, fascia destra per lui, si accentra, cede a Motaran, il tiro di Motaran, Catalario poi ci prova dalla lunga distanza, sulla ribattuta non c'è nessuno. Dunque il Forte Marmi può tornare avanti con Motaran su
alti numeri in classifica, intanto è Casas, soffia sfera, ci prova, alti numeri in classifica, intanto è Casas, soffia sfera, ci prova, Pinto che intercetta e riporta avanti sfera, la sfera poi rimane lì, ancora Casas, attaccato molto bene da Casas, indiavolato, se ne va, supera il secondo avversario, appoggia per Motaran, Casas da questi a Motaran, si allarga Motaran, il missile di Motaran, poi ancora un pericolo per la squadra del Trissino, ancora lui, e questa volta il risultato, ma adesso vediamo che il Trissino torna avanti con Caio, si allarga il tiro di Caio, la parata a lunga distanza, il tentativo di deviazione che non riesce, ma è il Trissino che ci prova ripetutamente di andarsene, ma è molto bravo Ambrosio a fermarlo, va in avanti Ambrosio, il tiro di Ambrosio fermato, poi ci prova di prima, attenzione, sprecare, finisce a terra il Casas ma senza nessun fascia destra di lui che la mette al centro, ma non c'è la deviazione per un soffio, siamo dall'altra parte ed è ancora rigore, tutto pronto, il tiro, la parata di Riccardo Gnata, ma ancora scuccato in possesso di sfera. Ha fatto veramente ottime cose in difesa. Vediamo quello che è adesso l'idea del Faccin, troppo largo, è costretto a riprendere posizione, attenzione Caio, Faccin, il tiro, gli dice Riccardo Gnata, la sfera riconquistata da Ambrosio, cerca di darla lunga ma non gli riesce, attenzione, il tiro di prima, attenzione, ancora per Caio per Stuccato, per Caio ancora, il tentativo di Caio. Ancora questi giocatori devono trovarsi al meglio. Tra l'altro ho notato che intanto una palla al centro, poi ho notato che Resende tende a mettere un uomo fisso in area, prima è stato Faccin, poi Garzia ed adesso un altro. Faccin è Stuccato per la formazione veneta del Trissino, la sfera per Giovannetti, Caio, Garzia e Faccin, a sfera al centro e questa volta Caio, Garzia e Faccin, a sfera al centro e questa volta inizio gara, attenzione, sfera recuperata da Garzia, Garzia per Caio, per Garzia, per il tentativo, il proseguo della gara, intanto è Gavioli, attaccato Gavioli, alla meglio il forte di mano, poi il proseguo della gara, intanto è Gavioli, attaccato Gavioli, alla meglio il forte di mano, poi Martì Casas e Adrià Català, si prova e non ci riesce questa volta Casas, la bravo Català a fermarlo, scuccato in possesso di pallina ma è Casas per Ambrosio, poi l'ha stato, ci prova adesso, niente da fare quando mancano 50 secondi, è Faccin che va alla conquista, cerca il 50 al centro, niente da fare, 2-1, Casas al tiro, Portenami che torna avanti, Casas, fascia destra per lui, si accentra, cede a Motaran, il tiro di Motaran, Catalario poi ci prova dalla lunga distanza, sulla ribattuta non c'è nessuno, dunque il Portenami può tornare avanti con Motaran, alti numeri in classifica, intanto è Casas, soffia sfera, ci prova, alti numeri in classifica, intanto è Casas, soffia sfera. Bene, siamo tornati mentre scorrono, vediamo i ragazzi in pista che si riscaldano, il tabellone chiama in pista le squadre, i primi 25 minuti se ne sono andati in maniera direi molto divertente, Giulio, squadre che si sono affrontate, se non vado errato una decina di falli fra le due, intanto vediamo i risultati della giornata, seconda giornata dove il Lodi ha battuto il Correggio per 6-2, il Monza ha battuto il Devil Fox Grosseto, cioè il Grosseto scusate ha vinto a Monza per 4-3, il pareggio del Valdagno e Bassano, gara importantissima, l'abbiamo vista veramente molto tirata, Breganze Sandrigo, il Sandrigo si impone su Breganze per 6-2, il Sarzana si impone a Scandiano per 5-1, pareggio fra Follonica e Montebello e questo GDS Impianti Forte dei Marmi Trissino che andremo a vedere nel secondo tempo quella che sarà la conclusione. Intanto dovremmo avere la classifica dopo 2 giornate, chiaramente niente è vero e tutto è da fare.
abbiamo il Lodi, Sarzana e Grosseto a 6 punti, punteggio pieno. Bassano e Valdagno 4, una vittoria e un pareggio. Trissino, Sandrigo 3, Montebello e Follonica, Scandiano e Correggio 1, Forte dei Marmi, Breganze e Monza 0. Ricordo che Trissino e Forte dei Marmi stanno giocando la seconda gara della stagione. Dicevo, Giulio, che sicuramente è una partita importante anche in previsione di quelli che saranno i prossimi impegni. Montebello che andrà a giocarsela in casa contro il Monza, quella che sarà la terza giornata. Il Grosseto ospiterà il Forte dei Marmi e non ci deve far pensare le partite precampionato. Abbiamo visto che il Grosseto è squadra che riesce a crescere, è cresciuta moltissimo, riesce a giocare un buon hockey. Follonica in casa contro il Valdagno, dunque la possibilità del pronto riscatto del Follonica. Sandrigo Bassano, derby infuocatissimo, e Trissino Scandiano, Correggio Breganze, e il Sarzana sulla pista del Vecchio Mercato affronta il Lodi, ma questo sarà il giorno 28 in diretta televisiva, così come questa sera in diretta televisiva abbiamo il Forte dei Marmi GDS Impianti contro il Trissino. Che secondo tempo dobbiamo aspettarci, Giulio? Ma vedremo, perché la partita è ovviamente apertissima e il Trissino dovrà cercare non tanto di recuperare ovviamente lo svantaggio, ma anche di imporre magari un po' di più il proprio gioco se vorrà mettere sotto il Forte dei Marmi. Un Forte dei Marmi che, devo dirlo, mi ha sorpreso per come ha saputo gestire la fase difensiva, con un'assenza pesante come quella di Maremmani proprio nel reparto arretrato. Un gran lavoro di Rubio che insieme a Motaran si è proposto anche in avanti. Vediamo se poi a lungo andare la panchina più corta del Forte dei Marmi, quanto a uomini di esperienza, peserà sull'esito della partita. Comunque si è ripartiti. Intanto vediamo Motaran, Rubio, Casas e Ambrosio per i rossoblù. Dall'altra parte Faccin, Garzia, Pinto e Caio per la squadra vicentina del Trissino. Imprescindibili due portieri, da una parte Gnata, dall'altra Català. Il tiro di Ambrosio, l'ex compagno, ricordo, hanno militato nel Lodi assieme. Risposta del portiere, sera adesso manovrata del rosso-blu, che girano per vie larghe, ancora all'indietro per Motaran. Forte dei Marmi che deve sicuramente fare il conto con le energie. A quota 6 i falli del Trissino, a quota 2 il Forte dei Marmi. Ricordo nel primo tempo un rigore da una parte, una posizione di prima dall'altra, ambedue sventate dai portieri. Casas in possesso di pallina, l'uomo che forse ha fatto ammattire di più Català nel primo tempo. Intanto ci prova Ambrosio ma è fermato. La sfera recuperata dal Trissino, porta in avanti pallina, poi la sfera è per Caio, il blocco, ma niente da fare, fa buona guardia il nostro Riccardo Gnata. Ancora la pallina all'indietro per Caio, esperto giocatore portoghese, la tira ma passa abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Ancora lui alla conclusione, smorzata da Rubio, recupera la sfera, la dà lunghissima per Ambrosio. Ambrosio si ferma dietro la porta avversaria, c'è ancora Ambrosio in possesso di pallina, costretta all'indietro per Rubio. Ambrosio, cerchio di centropista, fascia destra per Motaran, avanza Motaran, il mister di Motaran è stoppato da un avversario, subentra Casas, la pallina ancora per Motaran, all'indietro Rubio che ci prova al tentativo di deviazione rosso-blu, niente da fare. Ancora Ambrosio in possesso di pallina. Forte dei Marmi che con questi tiri a distanza cerca di uscire dalla morsa difensiva del Trissino. Poi ci prova ancora Rubio, sfera deviata dal portiere, finisce fuori dal rettangolo di gioco, si ferma nella rete a protezione del retro della porta, e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Ricordo i falli, avevo detto 10, in realtà sono 8, 6 per i vicentini, 2 per i toscani. Dunque le squadre, tutto sommato, per l'importanza del risultato e per quello che stanno mettendo in pista, pensano a giocare fino a questo momento. Intanto la pallina esce fuori dal specchio di competenza del portiere, la sfera è recuperata, Caio che la riporta davanti per il Trissino. Attenzione, c'è Faccino al centro dell'area, Caio dietro porta per il tentativo di prima intenzione, ma
L'arbitro fischia un fallo a carico di Garzia, la punizione in favore del Forte dei Marmi battuta in questo momento. Casas esce dall'antigioco, ancora Casas ci prova sul primo palo, la deviazione del portiere, Sfera che rimbalza altissima, dunque punizione ancora per il Forte dei Marmi, deviazione di Català importante sul primo palo, su tiro di Martí Casas. Ambrosio in possesso di pallina, cerca un compagno, vicino a lui adesso va Casas, la sfera però è all'indietro per Rubio, da questi a Motaran, Motaran per Rubio, avanza Rubio, si porta sulla tre quarti in fascia destra, prima di far partire il tiro, il guantone, poi la sfera lottata da Casas che ci prova sotto gamba, ci prova ancora, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e poi assegna un fallo di squadra a carico del rosso-blu, che salgono a quota 3, ma ancora un'occasionissima del Forte dei Marmi. Grande Català a sventare tutte e due le minacce e il Trissino dunque rimane a galla e torna in avanti. Ancora Caio per Pinto per Faccin, Caio ancora cerca di andarsene, intercetta Sfera Motaran, poi la perde ad opera di Emanuel Garzia, i due anche compagni se non vado errato nel centro giovani calciatori Viareggio. La sfera per Caio, per Faccino ancora, attaccato, resiste, sfumano però i 5 secondi e c'è la punizione fuori del Forte dei Marmi, già battuta con Rubio in possesso di sfera per Motaran. Si allunga la sfera Motaran ma riesce comunque a riconquistarla, a servire Casa, sta questi a Rubio, avanza Rubio in fascia destra al centro, sulla ribattuta non c'è nessuno perché Ambrosio veniva spinto dato fuori dall'area di rigore. Attenzione, adesso è Ambrosio, va a contatto con Faccin e l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, che sale dunque così a quota 4 se non vado errato, a quota 6 ancora il Trissino. Intanto abbiamo un replay del tentativo di Casas per due volte su Català, per due volte Català grandissimo, ci prova sotto gamba ad ingannarlo, non ci riesce e adesso c'è il fallo di Caio su Motaran e costa il blu a Caio. Rivediamo poi se effettivamente l'arbitro era lì a due passi, non ha avuto nessuna esitazione, blu a Caio quando sono passati 4 primi e 31 secondi. Rivediamo la sfera recuperata da Motaran, Caio allunga stecca e gamba e lo fa fuori e dunque blu a Caio quando sono passati 4 primi e 31 del primo tempo. Si va al tiro diretto, punizione di prima ed è affidata questa volta ad Ambrosio. Ricordo nel primo tempo la punizione di prima affidata a Casas, Casas è riuscito a sedere il portiere, poi l'ha messa fuori di un non nulla. Vediamo adesso quello che sarà il movimento di Ambrosio, il tiro di Ambrosio, il portiere si è mosso in anticipo dice l'arbitro, perciò ci sarà il richiamo ufficiale, la ripetizione del tiro. Vediamo, Ambrosio ha cercato il tiro diretto contro il Català, i due ricordo hanno giocato assieme in quel di Lodi, hanno vinto assieme in quel di Lodi, dunque si conoscono perfettamente. Vediamo se tenterà ancora il tiro diretto Ambrosio, chissà quante volte in allenamento hanno provato il giochino i due quando erano compagni in giallo-rosso. Ci prova ancora ed è Ambrosio che fa 2-0. Io non so se Ambrosio ha una laurea in legge, ma sicuramente quando arriva lì è una sentenza assoluta, pare un giudice che sentenza tutto quello che vuole. Lo rivediamo, implacabile Giulio. Sì, Ambrosio che fra l'altro questa sera si era visto relativamente poco perché da una parte si è sacrificato molto per i compagni, dall'altra è stato sempre molto marcato perché Resende ovviamente lo conosce bene e quindi sa che lasciarlo libero è pericoloso, molto pericoloso, e quindi lo hanno marcato sempre con grande attenzione. Lui si è preso questa bella soddisfazione al, diciamo, a coronamento di una partita, ripeto, giocata molto più per la squadra che per se stesso. Intanto è il Forte dei Marmi che ci prova ancora con Rubio, ma niente da fare.
È 2-0, ovviamente ancora tutta da giocare, mancano 20 minuti, può succedere tutto e il contrario di tutto, ma intanto i ragazzi di Orlandi si godono il doppio vantaggio, rimanendo ben concentrati sul pezzo. Pinto, Gavioli, Malagoli e Garzia, i 4 per Nuño Resende, che adesso sono sotto di 2 reti e devono cercare di recuperare. Risponde il Forte Marmi con Rubio, Motaran, Casas e Ambrosio. Casas che viene colpito al volto da Pinto, che non solo, ma poi lo sfida pure, dunque non proprio un bel gesto, e insomma avremmo preferito non commentarlo. L'arbitro non vede il fallo e dunque niente di fatto, ma decisamente con la mano sul viso dell'avversario Pinto. Intanto ci prova ancora il Lodi, e ancora bravo Ognata per 2 volte, poi arriva Ambrosio, se ne va, supera un avversario, si allarga, spintonato e messo giù, vale il 7° fallo di squadra, e dobbiamo ricrederci a quello che avevamo detto poc'anzi. Adesso la mettono giù dura da una parte e dall'altra, ma abbiamo visto un paio di occasioni in cui il Trissino poteva evitare di cercare, insomma, falli volontari e neanche troppo tattici, ecco. Intanto bisogna asciugare la pista, entra l'addetto, Orlandi ne approfitta per richiamare un po' i suoi, nello specifico il capitano Motaran, per gli fa notare che prima probabilmente qualcosa di errato era stato fatto, Giulio. Sì, per quanto riguarda questo fallo io vedevo più da blu questo che tanti blu magari fatti dietro la porta opposta, no? Però è chiaro che decide l'arbitro. Mi pare che il Trissino si sia un po' innervosito e onestamente sbaglia, perché con il potenziale tecnico che ha dovrebbe pensare a giocare hockey, perché è tutta gente che sa giocare benissimo e quindi la può raddrizzare meglio in quel modo lì che non cercando di portarla sulla rissa, perché ripeto, mi sembra che siano giocatori tutti non solo esperti ma anche molto dotati tecnicamente, quindi la cosa migliore da fare sarebbe continuare sulla falsariga del primo tempo, dove c'erano stati sì 2 espulsi ma non assolutamente nessun fallo cattivo o insomma poco simpatico. Intanto ci prova Motaran dalla media distanza, ma la sua martellata è deviata. Adesso è Malagoli, sfera indietro per Pinto, per Malagoli in fascia destra. Intanto cerca di spaziare là davanti Garzia nel tentativo di aprire un varco. Per Pinto ancora, Malagoli cerca un compagno, lo trova in Gavioli in fascia destra. Malagoli ancora per Pinto, fraseggiano a lungo e 2 all'altezza della 3/4, poi Pinto deve farsi venire un'idea, aspetta il piazzamento dei compagni, poi cerca il tentativo per la deviazione di Malagoli che non riesce, ma è ancora bravo Ognata dalla lunga distanza. La sfera per Rubio, Rubio la cambia dall'altra parte, è il Forte dei Marmi che si distende, va a manovrare, si difende il Trissino. Rubio ancora, ci prova sul palo lontano, ma nel tentativo di aprire un varco si era allargato Ambrosio. Adesso Motaran, da questi a Casas, per Motaran ancora, il tiro di Motaran, la stecca di Gavioli a fermarlo, attenzione, la recupera però Garzia, rilancia su Gavioli, da questi a Pinta, il tiro di Garzia di prima attenzione, Garzia la butta dentro. Grandissima azione del Trissino in velocità, incrociano 2 volte, Garzia conclude, lo rivediamo poi nel replay, Garzia conclude, non può niente il Bognata, 2-1 quando mancano 17:20. Dunque se prima non era chiusa adesso è più che riaperta, Giulio. Sì, insomma il Trissino è stato bravissimo a sfruttare questa ripartenza, come era successo nel primo tempo con il Forte dei Marmi, anche se in quel caso era un'azione solitaria di Casas, questa volta è stata una bella azione in tandem. È chiaro che giocatori dell'esperienza di Pinto, Garzia, quando si trovano in certe situazioni non sbagliano, è quello che dicevo prima, cioè il Trissino ha sicuramente i mezzi per
raddrizzare la partita usando la tecnica. Comunque vedremo il Forte Marmi, forse questa è la più grossa ingenuità, diciamo così, l'errore che ha commesso, ma del resto ci sta, e soprattutto sono stati bravi i giocatori del Trissino a sfruttarlo. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo che è Malagoli, ha alzato il ritmo il Trissino nel entrare nella difesa del Forte dei Marmi. Gavioli, e c'è il fallo di squadra di Casas sul numero 6 Malagoli, quinto fallo a carico del rossoblu, a quota 7 il Trissino quando mancano 16:54. Rivediamo, eccolo qua, allargato dall'altra parte. Garzia lì è un cecchino, lo è sempre stato, giocatore di grandissima esperienza che ha militato nelle formazioni più importanti d'Europa e di conseguenza del mondo, perciò non poteva fallire, anche perché insomma il compagno gli aveva aperto un'autostrada. Dunque tutto pronto, Malagoli in possesso di sfera per Gavioli, attaccato adesso è Pinto all'indietro. Gavioli, Pinto, si lotta a centro area, ancora attenzione, Gavioli dietro porta, poi cerca un improbabile giochino da dietro porta che non riesce, la sfera è lunga per Casas, troppo lunga anche per lui, la regaliamo al Trissino. Dunque torna in avanti Pinto, la mette lì per Gavioli, la gira dall'altra parte ma non c'è nessuno, allora ne approfitta Ambrosio che se ne va per i suoi, poi il passaggio è lungo per Casas. Dunque Trissino avanti, Gavioli, attenzione, Gavioli, il tiro, grandissimo Ognata sulla conclusione, sfera larga, sfuma la possibilità del contropiede, Forte Marmi che può manovrare all'angolo, attenzione, Ambrosio si ferma, aspetta il piazzamento dei suoi, cerca un compagno, lo trova, poi gli ritorna sfera a Casas, ancora Ambrosio per Rubio, adesso è Motaran per Casas, ovviamente più passano i secondi e più grande è la difficoltà a livello fisico per il Forte dei Marmi che, attenzione, ci prova Ambrosio con un tocco sotto misura, ma è grandissimo a rispondergli il Català e la alza oltre la traversa. Dunque ancora il Forte dei Marmi con Ambrosio, cerca un compagno, lo trova in Rubio dietro porta, Casas, due su di lui, l'arbitro dice che non c'è fallo, la sfera recuperata dall'altra parte per Pinto, si ferma, cerchio di centropista, sfera in profondità, fascia sinistra per Garzia, ancora Pinto, dall'altra parte Gavioli che cerca un compagno, traseggia con Pinto, esce dalla zona buia Gavioli, sfera ancora all'indietro, ancora Pinto in possesso di pallina dietro la porta, tentativo di servizio per Malagoli che non riesce, poi se ne va a Casas fra due avversari, riescono a portargli via sfera, attenzione Gavioli per il tentativo di Malagoli, ma la sfera finisce nei pressi di Català, la rigioca su un compagno, errori da una parte e dall'altra, squadre che ancora devono trovare il giusto punto. Forte dei Marmi che per la verità gioca con i giocatori dello scorso anno ma ha cambiato completamente tipo di gioco, il tentativo adesso di Casas è deviato dal numero 6 Malagoli, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e questo round, chiamiamolo così Giulio, è sicuramente a vantaggio del Trissino. Sì, anche perché il Forte dei Marmi è meno preciso nelle ripartenze di quanto non sia stato nel primo tempo, è chiaro che questo è dovuto anche al dispendio di energie che una partita di questo livello comporta, no? Quindi è evidente che c'è un po' meno lucidità nelle ripartenze rispetto a quanto si era visto. Il Trissino sta facendo sicuramente una notevole pressione, soprattutto sfruttando appunto la rotazione degli uomini in pista, però il Forte dei Marmi fino ad ora
ha dimostrato di saper giocare alla pari e deve stare, ecco, magari per cercare di fare un contropiede un po' meno veloce ma un po' più preciso, ecco, diciamo così. Poi è chiaro che di qui si fa presto a dirlo, in pista si cerca invece di trovare proprio l'attimo buono, però se appunto le energie non sono, intanto abbiamo rivisto il fallo dell'espulsione di Caio, e dicevo, se le energie sono quelle che sono, la trasformazione di Ambrosio, se le energie sono quelle che sono, è chiaro che bisogna cercare magari anche di andare sì in contropiede, ma cercando di ridurre il numero, la possibilità di errore, ecco, diciamo così. Beh, questo sarebbe l'ideale, noi lo diciamo, però comodamente seduti su uno sgavello, mentre loro devono correre come pazzi. Dunque vediamo Gavioli, Faccin, Scuccato e Garzia. Risponde il Forte dei Marmi con Ambrosio, Giovannetti, Casas e Rubio che forse è l'uomo che da più tempo è in pista per i rossoblù, quando mancano 14:03, 2-1 il risultato. Gol di Casas nel primo tempo al quinto, raddoppio di Ambrosio su tiro diretto al 4:31, al 7:40 dimezza il vantaggio rossoblù il Trissino con Garzia, un gol spettacolare al termine di un'azione spettacolare. Tutto pronto per la partita, per la battuta. Si batte al vertice basso alla destra di Català. Battuta in questo momento, giocatori che scivolano moltissimo, la sfera all'indietro, Giovannetti si ferma, cerca un compagno, lo trova in Casas, missile di Casas, deviazione, bravo però Català a toccarla quel tanto che basta, e adesso è il Trissino che viene in avanti. Gavioli, azione velocissima di Gavioli dietro la porta avversaria, la mette al centro ma non c'è nessuno, si lamenta Garzia con l'arbitro. Ancora Gavioli, ci prova, e ancora la sfera cacciata fuori dal rettangolo di gioco da parte di Riccardo Ognata, e si riprenderà con una punizione in favore del Trissino. Vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, se non vado errato. Tutto pronto per la battuta. Ricordo a fine gara le interviste con due protagonisti. 13:28 alla fine, ancora Forte dei Marmi che deve difendersi dagli attacchi trissinesi. C'è il fallo e viene richiesto, il fallo, viene spostata la sfera, fallo del Forte dei Marmi, dunque la punizione in favore del Trissino. Siamo vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, battuta in questo momento, Garzia in possesso di sfera, cerca un compagno dietro porta per Gavioli, poi alla meglio Ambrosio, picchiato duro da Gavioli sulla mano, fa cenno l'arbitro e c'è il cartellino per Gavioli, cartellino blu, bastonata sulla mano, dice l'arbitro di Gavioli, e dunque il Forte dei Marmi ha un'occasionissima, e ancora Ambrosio che andrà a battere la punizione di prima. Quando mancano 13 minuti alla fine, dunque il Forte dei Marmi ha un'occasionissima per allargare ancora. Giulio, mi pare tutto sommato, insomma, giusta la decisione, se quello che ha visto l'arbitro è quello che è successo. Sì, sembrava proprio che avesse colpito sulla mano, quindi è chiaro che ci sta tutta. Intanto vediamo Ambrosio contro il Català, ancora lui il tiro, Català respinge, recupera Ambrosio, la mette al centro, ma è un soffio indietro Giovannetti. Poi vediamo che è la decisione dell'arbitro. Malagoli colla addosso al proprio portiere, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, dice l'arbitro. Vediamo un po', intanto fuori Giovannetti, dentro Motaran per cercare di sfruttare questa superiorità numerica. Ricordo una per parte al momento, nessuna delle squadre è riuscita a sfruttarla. Adesso sul 2-1, quando mancano 13 minuti, sarebbe essenziale riuscire a segnare in superiorità numerica, anche perché insomma ricordo che
poi il Forte dei Marmi deve acquistare velocità. Sfera che rimane lì, la spintonata di Scuccato è enorme, l'arbitro dice che si è buttato Ambrosio, la sfera recuperata, attenzione Casas, ci prova Casas, rimane lì la sfera che poi si impenna, ancora un grande Català, tiene a galla il Trissino, 2 occasioni rosso-blu. La punizione in favore del Trissino che è in pista con Scuccato, la rivediamo, con Scuccato e poi ci prova adesso Ambrosio, niente da fare, dicevo Scuccato, Malagoli e Faccin. Malagoli se ne va in fascia destra, allarga per Faccin, poi subentra Motaran, porta via sfera, serve Rubio, si ferma Rubio per Motaran, da questi a Martí Casas che ha avuto un paio di occasioni in questa superiorità, ricordo 51 secondi ancora da sfruttare, niente da fare, ancora Català che sugli scudi tiene i suoi, e poi la sfera lottata adesso all'angolo, data via lunghissima, attenzione c'è un Faccin che se la deve vedere con Motaran, la media Motaran, 28 secondi di superiorità. Ambrosio, niente da fare, è Català veramente importantissimo stasera. Poi il tiro di Motaran, dice l'arbitro, è alto oltre l'altezza regolamentare, c'è la punizione in favore del Trissino. Vediamo i due arbitri che si parlano. Motaran aveva chiesto la deviazione ma non sembra di questo avviso secondo arbitro, infatti, ed è Scuccato che se ne può andare, ma bisogna ripetere la battuta. Mancano 13 secondi alla fine del superiorità numerica. Intanto vediamo che ha chiesto qualcosa al banco dei cronometri. Sì, perché era ripartito il cronometro, quindi bisogna rimettere di 2 o 3 secondi, penso, perché il gioco non era ripreso, invece il cronometro sì. Dunque fanno notare agli arbitri che c'è qualche secondo da recuperare e adesso vediamo quello che sarà. Inizieranno senza farlo correre, si stanno accordando i due arbitri con il collega. 2-1 risultato, ricordo, 11-21 da giocare. Questa è la terza superiorità numerica che al momento, quando mancano 13 secondi al ripristino del quarto uomo del Trissino, dicevo, questa è la terza che non dà frutto, almeno al momento. Vediamo adesso per la sfera lunga, Motaran la recupera per Ambrosio, il tiro e il gol di Ambrosio. E beh, se lo lasciano là solo nel centro dell'area, Ambrosio vuole segnare ed è la rete del 3-1. Dunque quando mancano 11-11 torna a +2 il Forte dei Marmi. Giulio. Gran gol veramente, è stato molto molto bravo, fra l'altro in una fase in cui non erano i precisi passaggi del Forte dei Marmi, lui ha addomesticato la pallina e ha messo dentro. Gol molto importante perché ci avviamo ai 10 minuti al termine e il Trissino non molla chiaramente. Esatto, il Trissino ovviamente a 10 minuti dalla fine deve fare tutto meno che mollare. La sfera recuperata da Motaran che se ne va, trattenuto, vistosissimo, e c'è il rigore, no, forse assegnano la punizione di prima, ora non so con esattezza, c'è il time out chiesto dal Trissino, ma effettivamente Motaran se n'era andato davanti al portiere. Giulio. Sì, diciamo che il fallo era iniziato fuori area, quindi forse sarebbe più tiro diretto, però vediamo quello che decidono gli arbitri. E Motaran è riuscito lo stesso a divincolarsi, quindi può anche darsi che decidano per invece il tiro di rigore, perché poi gli sono ritornati addosso dopo che lui si era quasi, cioè si era liberato. Vedremo, certo sarebbe, ecco, ora lo rivediamo, infatti. Sta partendo il replay, eccolo Ambrosio. Ecco, qui è già stato strattonato vistosamente. Sì, no, sicuramente no, è tiro diretto comunque. Ma l'arbitro assegna il tiro diretto perché il fallo è stato fatto fuori dall'area di
rigore, e dunque il Forte dei Marmi, che dopo aver segnato al 14esimo praticamente la rete del 3-1, ha già con un tiro diretto la possibilità di allargare ulteriormente il risultato. Questo ovviamente sempre Català permettendo, perché insomma abbiamo visto un Català decisamente in grande spolvero. 10:49, due arbitri, questo Simone Brambilla e Luis Haid, che insomma tutto sommato hanno tenuto bene la partita che poteva diventare anche nervosa visto la posta in palio, visto il lungo tempo con cui il risultato è stato in bilico. Sì. E invece insomma sono riusciti a fischiare quando era il momento giusto, senza essere invasivi, senza essere protagonisti, ma sicuramente con grande importanza. Motaran se l'è conquistato, Motaran se lo va a provare, punizione di prima, Motaran contro Català. Una ventina di secondi dopo il gol, Motaran contro il Català, tiro e non ci smentisce mai il capitano. 4-1, quando entra segna sempre Motaran, cantavano gli ultra quando potevano avere accesso al Palasport, e anche stasera su rigore veramente tirato in maniera impeccabile, Giulio. Sì, anche perché diciamo che rispetto a un giocatore come Ambrosio, no, che ha anche la possibilità di andare in dribbling, tutti sanno che Motaran, salvo rare eccezioni, tira diretto, però a prenderle anche se si sa come tira, e quindi anche in questo caso non c'è nulla da fare per Català, ovviamente non ha colpe lui. No, senza ombra di dubbio è un tiro quello di Ambrosio, di Motaran, che viaggia a velocità, che se lo metti sulla strada ti tolgono 10 punti sulla patente veramente. E insomma è andato a segno anche il capitano. 4-1 il risultato, ma mancano 10 minuti, non è fatto praticamente nulla, bisogna sempre mantenere la giusta concentrazione, lo sanno i ragazzi di Orlandi. In questo momento però c'è un errore che permette a Faccin di andarsene, il tiro di Faccin è murato da un avversario, dello specifico proprio capitano Motaran, e dunque sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Trissino. Vertice passa alla destra, il Vicentina manovra, spinto per Faccin, insieme a loro Malagoli e Garzia. Il Forte dei Marmi, che con quella che è la formazione con cui ha aperto gara il primo e il secondo tempo. Dunque Ambrosio, Casas, Motaran, Rubio, ancora Motaran, la serve per Ambrosio, il tiro di Ambrosio fa la barba al palo lontano, ma era ben piazzato Català. Adesso Ambrosio per Motaran, si allarga Motaran, arriva dietro la porta, cerca un compagno, attaccato, se ne va Motaran, viene sdraiato, ma l'arbitro dice che c'è il fallo di Motaran e sale a quota 7 il Forte dei Marmi, a quota 7 il Trissino. Un arbitro aveva segnato in un modo, uno nell'altro, però giustamente è stata corretta la visione dell'arbitro lontano. Dunque 7 falli per squadra, con Pinto in possesso di sfera, se ne va Pinto fra due avversari, serve Faccin, un po' troppo indietro, dunque la recupera Ambrosio per Rubio in area, Rubio al momento del tiro, Català è un eroe per i suoi, veramente occasione travolgente per il rosso-blu. Risposta, attenzione, ancora Agnata, se ne va ancora, grandissimo Agnata, più che sul tiro, sulla ribattuta botta sicura dell'avversario. Poi la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, ancora Rubio ancora dietro la porta, all'indietro per Casas, Ambrosio per Motaran, missile di Motaran, la deviazione, sfera in tribuna, punizione in favore del Forte dei Marmi. 8:23 alla fine, dunque Forte dei Marmi che potrà usufruire di questa punizione al vertice basso alla destra di vediamo intanto l'azione di Rubio, veramente al momento del tiro un po' disturbato, un po' il portiere veramente molto bravo, non è riuscito ad alzarla,
Adesso è Ambrosio che fa impazzire la retroguardia dei vicentini, poi il missile di Motaran, non c'è nessuno sulla ribattuta, dunque Malagoli può portarla avanti per i suoi. Pinto dall'altra parte è Faccin, cerca un compagno, è costretto a manovrare, sfera recuperata ancora da Rubio, missile di Rubio fermato, è un centimetro troppo indietro Ambrosio per agganciarla, ma non è così per Malagoli che recupera la sfera per i suoi. 3 contro 2, poi Malagoli per Pinto, il tiro di Pinto fa la barba al secondo palo e c'è adesso il cartellino per Casas, blu per Casas. Casas, rivediamo il replay. Sì, ha alzato la gamba così come nel primo tempo aveva fatto Caio, dunque blu per Casas, punizione di prima, è Pinto, dunque Pinto contro Gnata e vediamo se riuscirà al 16:30 Pinto ad accorciare ulteriormente per i suoi. Ricordo 4-1 il risultato, 7 falli per parte, 2 minuti per Casas di espulsione. Il tentativo, riesce a segnare Pinto il rigore, dunque 4-2 il risultato e ovviamente finisce immediatamente l'inferiorità numerica e può rientrare Giovannetti al posto di Martí Casas. 4-2, ben tirato il rigore, rivediamo adesso il replay, eccolo là, è piazzatissimo. Giulio, niente da fare assolutamente, del resto Pinto insomma è uno specialista, intanto c'è un po' di pasticcio nell'area del Trissino, non ne approfitta il Forte dei Marmi, riparte ancora la squadra del Trissino che quindi con questa rete più che mai ci crede ovviamente. senza ombra di dubbio, ancora la sfera per Malagoli, dietro la porta Malagoli, cerca un compagno, lo trova in Pinto che poi allarga per Garzia, attaccato da Giovannetti. Garzia, Faccini in possesso di sfera, all'indietro Malagoli, il tiro dalla lunga distanza, non ci sta il nostro Riccardo Gnata, la spara fuori ancora, però questa volta si è tuffato vistosamente Malagoli, ci è costato un fallo di squadra poc'anzi. Attenzione Garzia, dall'altra parte c'è Malagoli, ancora un tocco fra Malagoli e Ambrosi, due al pari di Català compagni in quel di Lodi, poi la sfera riconquistata molto bene dal Forte dei Marmi, bastonato Savi Rubio, sale a quota 8 i falli, dunque chiama la calma l'arbitro facendo che non vuole più vedere gesti del genere. Tanto si riparte con Rubio in possesso di sfera tra due avversari, si ferma, la dà all'indietro per Motaran, per Giovannetti per il tentativo di dai e vai con Ambrosio, ma ha avuto la meglio Pinto, poi Giovannetti rinviene su Faccin, va a toccare sfera e stecca e dunque l'arbitro decide che c'è l'8º fallo anche per il rosso-blu, già battuta, ma è la terza volta che cerca di sistemare la sfera l'arbitro, la battono immediatamente, ovviamente c'è molta fretta, questi sono giocatori con caratteri importanti. Vediamo che c'è da asciugare la pista, richiamato l'addetto e niente Giulio, 4-2, 6 minuti e 06 i gol, ricordo, di Casas nel primo tempo, poi nel secondo tempo il gol di Ambrosio su tiro diretto, eccoli là, li stiamo vedendo, questo è il gol di Casas, veramente una gran bella rete. Sì, una bella azione, è stato molto bravo non solo nella ripartenza, questo è il raddoppio di Ambrosio. Il raddoppio di Ambrosio su tiro diretto, tirato direttamente in porta. Poi abbiamo
ancora il 3-1 di Ambrosio, ma vediamo che adesso siamo pronti per tornare in diretta. Poi il gol è veramente bellissimo di Garzia, ma si torna a giocare con il Forte dei Marmi che deve difendersi. Garzia, Malagoli, Faccin, Pinto, dall'altra parte Motaran, Rubio, Giovannetti e Ambrosio, con un Casas che credo abbia preso 2 cartellini blu. Casas, perciò a rischio veramente qualora rientrasse. Ricordo che il terzo cartellino sarebbe un rosso, con 4 minuti di inferiorità e conseguente squalifica. La sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco con l'intervento di Riccardo Ognata, che allunga il guantone, si riprende al vertice basso alla destra dello stesso Riccardo Ognata. Chiaramente è il Trissino che va a giocarsela. Malagoli e Garzia sulla sfera, Malagoli la tocca per Garzia, Garzia ancora cerca e trova Malagoli dietro porta. Poi c'è il fallo di Riccardo Ognata a spezzare la trama offensiva. Ricordo 8 falli per parte, 4-2 il risultato in favore del Forte dei Marmi. 5-23 alla fine, tutto pronto per la battuta, stessa battuta Malagoli per Garzia, per Pinto, bravo, molto bravo il Forte dei Marmi a parare, poi però sul rilancio Garzia la meglio, e adesso c'è il contatto fra Ambrosio e Garzia ed è ancora un blu per Ambrosio, e bisogna fare molta attenzione. Blu per Ambrosio. Allora, rivediamolo, perché non sono molto convinto stavolta. Sì, un po' la gamba l'ha allungata lì indietro, il mestiere poco, pure, sì. Dunque di fatto blu ad Ambrosio quando mancano 5-14 alla fine, ed è Garzia che si prepara per la trasformazione. Garzia contro Riccardo. Diciamo Ognata. Che qui sono stati gli arbitri a vederlo, perché non era facile, la mossa poco la gamba Ambrosio. Assolutamente, infatti si lamentava del fatto che non ha allungato, ma gli arbitri sono stati molto bravi a vedere il contatto. Tutto pronto, Riccardo Ognata contro Garzia, partito Garzia, Riccardo Ognata lo ferma, poi è Garzia che va a contatto con il portiere, dunque la punizione è in favore dei rossoblù. Tanto vediamo il replay del tiro, c'è il fallo di pattino, se non vado errato, ha fatto cenno il portiere. Intanto vediamo in pista l'arbitro che richiama i suoi alla calma. La punizione adesso è in favore del Trissino quando mancano 5-0-8, superiorità numerica per il Trissino con Faccin, Pinto, Malagoli, Pinto, Malagoli ancora per Pinto, Malagoli, Pinto ancora, Faccin, tanto al limite della lunetta cerca di farsi vedere Garzia. Pinto, Faccin stringono in area i 3 rosso-blu. La formazione adesso ancora il tentativo, e ancora un grandissimo Riccardo Ognata. Adesso è Rubio in possesso di sfera, la fa correre lunga per Giovannetti, l'uomo avanzato per i suoi. Ovviamente il Forte dei Marmi deve fare molta attenzione, c'è il contatto con un pattino da parte di Motaran sul rimbalzo, di fatto è fallo. 1 minuto e ormai si è allontanato da questa inferiorità rossa il Forte dei Marmi. La GDS Impianti deve difendere, e adesso nel momento in cui rientrerà il quarto uomo sarà presumibilmente l'unico disponibile, cioè Casas, che è a rischio veramente. Intanto ancora una conclusione murata, poi Ognata che spazza l'area, attenzione, ci prova ancora Garzia di prima intenzione, ma è grande questa volta
se non vado errato, vediamo in questo momento se ci fanno rivedere, no, è la traversa piena di Garzia. Intanto rientra Martí Casas. È la sagra dei tiri diretti sbagliati, ma anche delle superiorità, Giulio. Eh sì. Veramente ancora 32 secondi invece da scontare 32 secondi di inferiorità per Ambrosio. Si butta a terra questa volta Pinto, l'arbitro lascia correre, Rubio se ne va sulla transenna, tiene sfera Rubio, la dà all'indietro lunghissima per Casas che cerca di spingerla in avanti per Giovannetti. C'è però l'intervento di Faccin e dunque niente di fatto. 2 secondi, attenzione, sfuma la superiorità numerica e Ambrosio può tornare in pista. Porta via sfera Ambrosio, attaccato fra due, serve Giovannetti in area, il tiro, il miracolo di Català, piazzata benissimo. Siamo all'altra parte con Faccin e questo è fallo di confusione. La pallina ha sobbalzato fra 3 stecche e l'arbitro ha affidato la punizione al Fortemarmi. Fa cenno che c'è stato un tocco di pattino, rivediamo questa, sì, esatto, non dalla nostra posizione, siamo coperti dalla porta. Di fatto 2:49, 4-2 risultato, 8-8 e falli, Giulio. Secondo tempo molto lungo, perché ora non ho preso il tempo esattamente, ma mi pare che siamo quasi a un'ora a occhio e croce, perché forse qualcosa meno, ma insomma molto spezzettato il gioco e lo stiamo vedendo anche in questa circostanza. Un Trissino che a questo punto gioca più sull'aspetto nervoso che non sull'aspetto tecnico. Prima abbiamo visto per un certo periodo di tempo Faccin che nel primo tempo giocava in mezzo all'area invece a provare i tiri. Intanto vediamo il replay dell'azione di Giovannetti di prima, sventata da Català. Dicevo che nel primo tempo Faccin era stato messo quasi come perno nell'area, come poi aveva fatto Garzia, e invece prima ha fatto vari tiri dalla distanza molto pericolosi. Bene, riprendo dunque la linea qua dalla postazione centrale con il Trissino che ovviamente ha il dovere di provarci fino all'ultimo secondo. Mancano 2:21, tempo lunghissimo ai Lochi su pista. Attenzione, Malagoli in possesso di sfera, il blocco consente a Malagoli di arrivare nei pressi di Gnata, poi cerca di andarsene Ambrosio, strattonato, riesce comunque a dare una sfera lunga ma Faccini interviene. Garzia, Pinto, il tiro passa al lato, la sfera è per Ambrosio che se ne va, la dà a Rubio, Ambrosio, Rubio, tiro con i pattini, un grande Català, risponde in maniera impeccabile Giovannetti è il bimbo di casa nostra, fa 5-2 e se è vero che nell'hockey non si può dire mai chiusa la gara, 1:42. Giovannetti mette un'ipoteca importante. Sì, un assist di Ambrosio, se non mi vado errato, da dietro porta, e bravissimo Giovannetti che ci aveva già provato varie volte e questa volta ha centrato. Bene, io adesso cedo il microfono per quest'ultimo minuto a Giulio e mi porto giù impostazioni per le interviste, dunque a te Giulio. Bene, allora apprestiamo a vivere questo ultimo minuto e mezzo con un risultato di 5-2 come abbiamo visto da poco per il Forte dei Marmi, e un Trissino che a questo punto cerca il tutto per tutto, anche se è molto difficile. C'è un time out breve chiesto dal Forte dei Marmi e vediamo, rientra in pista Motaran. Intanto rivediamo, no, ecco sì, vediamo le squadre in pista, 1 minuto e 16 adesso da giocare. Insomma, il Forte dei Marmi ha 3 gol di vantaggio, deve più che altro badare a non sbagliare, ecco, perché è chiaro che il Trissino può tentare quello che vuole, ma insomma con 3 gol di vantaggio a 1 minuto e 16 secondi è abbastanza difficile il compito. Poi per carità nell'hockey può succedere di tutto e abbiamo visto di tutto, però è evidente che
il Forte dei Marmi non deve perdere quel raziocinio che ha avuto per praticamente tutta la partita proprio in questo ultimo minuto e 16, perché portare a casa i 3 punti stasera in una situazione di emergenza, reduci da una sconfitta contro una formazione molto molto forte, l'abbiamo visto come Trissino, sarebbe indubbiamente una grossissima iniezione di morale per il Forte dei Marmi, più ancora che l'importanza dei 3 punti in sé, visto che siamo soltanto all'inizio della stagione. Comunque vediamo il Trissino con Faccin che serve Pinto scambia ancora con Faccini, il Forte dei Marmi cerca di avanzare proprio per impedire il tiro dalla distanza e magari provare anche la ripartenza, non tanto per andare in rete ma quanto per far passare tempo. Intanto siamo a 1 minuto e 09, vediamo, ecco il passaggio, ancora dialogano Faccin e Joao Pinto, di nuovo Faccin che recupera la pallina e va in gol il Trissino con una deviazione ancora di Emanuel Garzia, 5-3 adesso. Ecco, rivediamo l'azione, Faccin ha tirato e la deviazione proprio al limite dell'area di Garzia. Già ripreso il gioco, siamo all'ultimo minuto, ancora il Trissino che prova ancora a ripartire, attenzione Faccin, parata da Gnata, ancora il Trissino, Malagoli prova da tutte le distanze, da tutte le posizioni, chiaramente il Trissino, finisce a terra il numero 6 Malagoli e il gioco è fermo, giustamente assegna una palla a 2 perché fra l'altro è caduto più per l'ostacolo che gli aveva fatto il signor Brambilla, che ovviamente non poteva uscire dalla pista, che non per un intervento falloso, quindi giusta la decisione della rimessa a 2. 37 secondi, 5-3 per il Forte dei Marmi, il Trissino ha il possesso della palla ancora con Malagoli, vediamo, prova ancora il tiro da distanza e Gnata para, non c'è nessuno del Forte dei Marmi e quindi Català dalla parte opposta va a recuperare. Siamo a 25 secondi, scorre il cronometro, attenzione, tenta l'aggancio Malagoli, poi recupera la pallina su Rubio, finisce a terra il giocatore, c'è il 9° fallo se non vado errato del Forte dei Marmi, sì infatti, e siamo a 10 secondi, ancora una conclusione parata da Gnata, questa volta era Faccini in area, 5 secondi, siamo veramente agli sgoccioli. A questo punto il Forte dei Marmi ha portato a casa 3 punti pesantissimi, finisce in questo momento Forte dei Marmi 5, Trissino 3, un risultato importante, lo ripeto, perché il Forte dei Marmi era in piena emergenza e ha dimostrato veramente una grande forza la squadra di Orlandi, che ha anche un po' dovuto a tratti snaturare il suo gioco offensivo, proprio come aveva preannunciato Orlandi all'inizio della partita, proprio per la gestione, perché è chiaro che con 2 cambi di esperienza in meno non era possibile mantenere lo stesso ritmo che avrebbe avuto con 2 cambi in più. Sì, ora rivediamo le reti. Eccolo qua, nel primo tempo Casas ruba palla, se ne va da solo, alza la pallina, schiaccia e batte Català. Questo secondo me, insieme al gol di Garzia, che poi vedremo fra poco, sono forse le 2 reti più belle dal punto di vista tecnico. Poi adesso è il raddoppio di Ambrosio sul tiro diretto, 2-0 in questo momento, con Casas prima e Motaran poi che vanno a complimentarsi. Adesso ecco la ripartenza del Trissino e la conclusione molto bella di questa azione in trio praticamente di Garzia, che finalizza l'assist di Pinto. Dalla parte opposta c'è Ambrosio che fa centro con una delle sue specialità, con un tiro quasi in gancio, diciamo. Adesso è Motaran che trasforma il tiro diretto e mancano ancora 3 reti per la precisione, ora le vedremo in sequenza. Il rigore trasformato da Joao Pinto, poi molto preciso, angolato, e poi il gol fondamentale in questo frangente proprio di Rubio, l'assist, non era Ambrosio come avevo detto io, di Giovannetti, molto bravo, è arrivato in velocità e ha fatto centro. E l'ultima rete ininfluente ma comunque importante per la bravura con cui Garzia ha fatto questa deviazione sotto misura, del 5-3 quando praticamente stava per scoccare l'ultimo minuto di gioco. Quindi 5-3 il risultato finale. Insieme a Martin Casas, e passiamo alle interviste. Uno dei protagonisti di questa bellissima vittoria. Partita difficile,
con pochi cambi, ma insomma siamo riusciti in un'impresa, io direi, perché veramente grande squadra il Trissino. Sì, la verità è che è una settimana molto difficile, perché con l'infortunio di Jordi e la malattia di Giacomo, che è un problema all'orecchio, eravamo in super emergenza, ma abbiamo preso forza di dove non c'erano, e questo è il forte, no? Che anche se mancano 2 giocatori siamo riusciti a fare una bella prestazione con una squadra che deve puntare allo scudetto, no? Dopo il passo falso di Sarzana serviva una prestazione importante, è arrivata al di là del risultato veramente importante. Sì, mi piace che abbiamo cambiato questo atteggiamento, no? Perché alla fine non eravamo contenti della partita di Sarzana, perché abbiamo lottato tanto, ma mancava un po' di lucidità, no? E oggi, anche con meno cambi, siamo riusciti a mettere un po' più di testa e a dimostrare la nostra forza, no? Che è importante inizio campionato a partire così, con questo atteggiamento, e questi 3 punti erano fondamentali. Bene, ti ringrazio Martì, alla prossima, ci sentiamo. Grazie mille, ciao. E intanto si avvicina a noi uno degli altri protagonista importante della gara di questa sera. Caio è un giocatore che non deve essere presentato, è stata una partita per gli spettatori sicuramente bellissima, a tratti spigolosa ma molto importante da ambo le parti, proprio un gran bel gioco. Sì, secondo me abbiamo fatto una bella partita, molto intensa contro una grande squadra, e niente, loro hanno fatto 5 reti, noi 3, è così, continuiamo a lavorare, perché domenica è un'altra partita e che vogliamo vincere come volevamo vincere oggi, ma loro hanno vinto, testa alta, e seguiamo il nostro cammino. C'è da dire per la verità che avete affrontato un Forte dei Marmi rodato oramai, squadra che si conosce benissimo. Abbiamo visto invece che nel Trissino c'è ancora molti meccanismi da affinare. Sì, noi siamo una squadra praticamente nuova, il 50% della squadra è nuova, stiamo lavorando a 2 mezzi, un cammino lungo ancora per percorrere, ma siamo con fiducia che al fine del campionato saremo la migliore equipa, e tutto vamos fare per vincere. Bene, io ti ringrazio, naturalmente un saluto a te e a tutta la squadra. Ciao. Bene, allora riprendiamo qua per augurare la buona serata a tutti. Mentre stiamo rivedendo le reti, ribadisco il risultato finale qui a Forte dei Marmi. GDS Impianti Forte dei Marmi batte Trissino 5-3, primo tempo 1-0. Da Giulio Arnolieri e da Fabrizio Ercolini, che avete sentito le interviste poco fa, buona serata, buonanotte e a risentirci alla prossima. Grazie. Io non so se Ambrosio parlo, attenzione, la recupera però Garzia, rilancia su Gavioli, da questi pinta il tiro di Garzia, di prima attenzione, Garzia la butta dentro, grandissima la sfera lunga, Motaran la recupera per Ambrosio, il tiro e il gol di Ambrosio. Poi il gol è Motaran contro il Català, tiro e non si smentisce mai il capitano. 4-1, parte 2 minuti per Casas di espulsione, il tentativo riesce a segnare Pinto il rigore, dunque 4-2 il risultato. Un grande Català, risponde in maniera impeccabile Giovannetti è il bimbo di casa nostra, fa 5. Ancora dialogano Faccin e Joao Pinto, di nuovo Faccin che recupera la pallina e va in gol il Trissino con una deviazione ancora di Emanuel Garzia.